Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Direttore, oggi una partita che avete rimontato col cuore e anche ovviamente con la tecnica, ma soprattutto con un cuore gettato oltre un ostacolo che stava diventando molto molto alto. Sì, è vero quello che tu dici, io faccio i complimenti ai ragazzi perché secondo me non hanno mai mollato, cioè anche sul 2-0 se avete visto poi inizio secondo tempo credo che abbiamo attaccato abbastanza bene, hanno veramente messo il cuore, l'anima e tutto, credo che c'è da non rimproverarli come qualcuno sento in giro perché secondo me con gli infortuni che noi abbiamo credo che abbiano fatto ancora una volta bene. A 90 minuti dal termine del girone d'andata avete conquistato un titolo che ovviamente è solo virtuale, quello del campione d'inverno, conta poco, però comunque dà l'idea di come state riuscendo a tenere botta alle difficoltà. Ma io direi di sì, conta poco, però se andiamo a guardare spesso chi ha vinto il campionato d'inverno ha vinto anche, voglio dire, il campionato. Non voglio dire che noi vinciamo il campionato perché sennò mi sembra presuntuoso, però se tu guardi le statistiche spesso si è avverato questo, mi auguro che si avveri questo, ripeto, oggi credo che di più non si poteva fare, avete visto Capogna rotto, camminava, zoppicava, è entrato Napolitano ma purtroppo non era pronto, ha dato il suo e quindi più di così credo che non si poteva fare. Oggi Lecco ha messo in campo tanti giocatori arrivati in questa fase di calciomercato, tra cui appunto Napoli. Dragoni è stato decisivo col colpo di testa che poi è stato perfezionato da Nicola Segato. Comunque oggi avete dimostrato che avete operato in maniera giusta sul mercato. Sì, no, io intanto volevo cogliere l'occasione a ringraziare Tom Lella perché secondo me lui da noi ha fatto anche bene. Purtroppo gli eventi del calcio sono questi, intanto lo vorrei ringraziare a nome della società. Ma sai, Napoli e Dragoni, ma secondo me sono due non buoni, ottimi giocatori. Dragoni sta entrando in forma, Napoli credo che abbia bisogno almeno di un'altre 2 settimane per essere al 100%, però già oggi credo che si è vista la qualità di questo ragazzo. Io poi lo conoscevo, sapevo chi era, sapevo che ha giocato già in categoria superiore, ma secondo me è un bravissimo giocatore che ci sarà utilissimo come Dragoni. Grazie direttore. Prego, grazie e a voi. buon lavoro. Grazie a voi. Mister, un pareggio che vi consegna il titolo di campioni d'inverno in mano, il pareggio della Sanremese a Casale, tra l'altro acciuffato al 90°, a voi come era stato a Sestri, vi fa capire che quello che avete realizzato oggi a Riga Monticeppi è un mezzo miracolo. Ma sì, ragazzi straordinari con un cuore grandissimo, un pubblico che ci ha tenuto su fino alla fine. Abbiamo preso un punto che secondo me era importantissimo. Oggi l'importante era non perdere e invertire la tendenza rispetto a Sestri. Lo so che si vorrebbe sempre che noi vincessimo e gli altri perdessero, il campionato si vincesse a gennaio, ma questo non è possibile. Oggi la squadra secondo me è stata brava a stare calma, soprattutto dopo il 2-0, a stare lì con la testa, anzi a recuperare anche energie mentali e ha dato poi tantissimo nel finale, gran punto. Oggi però per un'ora siete stati completamente in balia dell'avversario, al di là delle assenze anche per delle vostre mancanze. Sì, cioè sono venuti sopra di pressing, di gamba, siamo stati nervosi, abbiamo sbagliato cose che di solito non sbagliamo e ci mettiamo lì e ci lavoriamo, però oggi l'importante era mantenere più 5 e ce l'abbiamo fatta. Scelta di Belladonna è stata obbligata, però ha dimostrato di essere probabilmente ancora un po' acerbo e anche a livello di condizione probabilmente dopo i 2 mesi di stop forzato, e diciamo che non è neanche stato aiutato oggi da una linea difensiva abbastanza deficitaria. Dovevamo far bene tutti di più per poter tutelare questa situazione, invece abbiamo esposto lui e in generale la difesa a cose che di solito non concediamo, l'abbiamo detto anche mercoledì, e quindi vabbè, la responsabilità è sempre mia, lui è un ragazzo comunque che sta crescendo, che sta lavorando e si rimetterà a posto ancora di più fisicamente per essere eventualmente utile, però noi oggi abbiamo subito non solo per colpa sua ma perché loro ci hanno aggredito e noi abbiamo fatto fatica. L'esordio di Napoli, Capogna non in condizioni
fisiche buone, anzi deficitarie, però è riuscito a far gol, tra l'altro con la gamba infortunata. Insomma, ecco, come hai detto tu, ha dimostrato che sa buttare il cuore oltre l'ostacolo. Capogna grandissimo, è entrato veramente con una gamba sola, oggi ha fatto un gol straordinario. Napoli va fatto inserire, lo so che tutti volevano vederlo, però è arrivato sabato praticamente e avevo anche paura che si facesse male, invece è entrato con la testa giusta, ci ha messo magari un quarto d'ora a capire un attimo la partita e a rompere il ghiaccio, per poi nel finale ha veramente caricato tutti gli altri. È un giocatore che ha una grandissima carica emotiva oltre che qualità e sarà sicuramente molto utile. Grazie mister, buon lavoro. A voi. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.